si cammina su uno dei territori più incantevoli d'Italia, seguendo un itinerario tra monti, mare e percorsi minerari, testimonianza dell'epopea millenaria della Sardegna. Il cammino minerario di Santa Barbara si sviluppa all'interno del Parco Geominerario Storico-Ambientale della Sardegna, nel Sulcis Iglesiente e Guspinese. Patrimonio dell'UNESCO, il percorso è dedicato a Santa Barbara, santa patrona dei minatori, e ad oggi questo itinerario viene identificato come uno dei cammini storico, culturali, religiosi e ambientali più importanti d'Italia. Il cammino si snoda in un circuito ad anello lungo le strade e le vecchie mulattiere, all'interno della regione del Sulcis Iglesiente. Il 25% del sentiero è composto da strade e alcuni tratti extraurbani, mentre il 75% restante è impostato su sentieri e mulattiere. Una delle particolarità di questa esperienza è la possibilità di percorrere i 500 km del cammino a cavallo o in bicicletta. Il percorso si snoda in 30 tappe che si alternano tra i vari livelli di difficoltà e le durate. Fin dal primo percorso si può comprendere la maestosità del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna. Dal punto di partenza, al santuario della Madonna del Buon Cammino di Iglesias, fino al villaggio di Nebida, la tappa è mediamente impegnativa. Ma la fatica viene ripagata mentre si attraversa una terra incastrata nel suo passato millenario, potendo ammirare scorci di rara bellezza.